e anche dal Comune, ma il Comune è fuori gioco perché il Comune si è già espresso con una delibera di giunta a dir poco disgustosa. Conferenza stampa organizzata nella sede udinese del Consiglio regionale da parte dei comitati contro il paventato progetto di costruzione di un polo logistico nelle campagne tra Villalta e Corniolo in comune di Porpetto. Una diatriba tra gli stessi e la locale amministrazione comunale che si protrae da tempo. Le rassicurazioni fatte in calce dal sindaco non convincono i comitati porpettani, che vedono ancora una volta questo lembo di ruralità friulana deturpato e invaso dal cemento, creando l'ennesimo spreco dopo l'interporto ferroviario di Cervignano, la terza corsia della 4, la variante stradale tra il Casello e la zona industriale a Ossacorno, senza dimenticare il progetto dei treni ad alta velocità e capacità. Giunta che ha dovuto fare marcia indietro poi di fronte alla sollevazione popolare e lasciare il passo alla Regione, la quale Regione oltretutto si è mossa in tempi brevissimi con il consenso assoluto della maggioranza che ha votato a favore e devo dire anche con un consenso da parte dell'opposizione, del PD in particolare, che si è completamente astenuta. Se Tibaldi è informato su questa cosa, io in realtà la circostanza non la conosco, non ne sono informato. A stretto giro risponde il sindaco Dri, da noi interpellato, che rimarca come il progetto di costruzione avallato dalla regione, secondo i comitati, sia solo fantasia, anzi non sarà mai fatto, visto che l'area non è omologata per questo tipo di insediamento produttivo e altre proposte saranno valutate senza alcun tipo di preclusione ideologica. Secondo il primo cittadino, il promotore del Comitato per la Vita del Friuli Rurale tende ad alterare a modo suo i fatti, come ci fosse un centro occulto di potere che da dietro le quinte tiri i fili a suo piacimento. Si parla veramente del nulla, forse più per parlare di se stessi che per parlare di altre cose più concrete, insomma, quindi francamente mi lascia praticamente indifferente quello che dice Tibaldi.